Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato nell'ambito dell'arresto del superlatitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara ed è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso quando è andato in pensione. Sino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara, e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell'assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l'ex studio del medico, che è stato anche interrogato. E sull'arresto di Matteo Messina Denaro è arrivato il commento di Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni ucciso nell'attentato di Capaci nel 1992. Immagini ben diverse da quando i parenti dei boss si accanivano e inveivano a Palermo contro funzionari e agenti di scorta. Come vorrei che Giovanni e Paolo potessero vedere questi applausi, ha dichiarato. I carabinieri di Messina hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone, tutte note alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga effettuato nel quartiere Giostra, i carabinieri hanno notato movimenti sospetti vicino all'abitazione di un pregiudicato e hanno così deciso di perquisire l'appartamento. All'interno i militari hanno trovato e sequestrato mezzo chilo di marijuana, denaro in contante ritenuto provento dello spaccio, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Passiamo all'economia, con l'aumento di prezzi che è costato a ogni famiglia italiana a parità di consumi ben 2.369 euro nel 2022, con una stangata complessiva che supera quota 61,3 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons commentando i dati definitivi sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat. A livello provinciale è Catania la città che a dicembre registra l'inflazione più elevata, pari al 14,7% in più su base annua, seguita da altre 2 province siciliane, Palermo al 14,6% e Messina al 13,9%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.